chiamo Domenico, in casa mi chiamano Menego. Ho 12 anni ed abito ad Asolo. Mio padre è morto in guerra e io abito con mia madre e mio nonno Maurizio, per noi nonno Iccio. Oggi è il 19 agosto 1958, settembre è ormai alle porte, ma oggi è un giorno speciale. Per la prima volta il nonno mi porterà al mercato, andremo lungo il torrente, il Muson, fino a Castelfranco. La nonna Bianca ci ha chiesto di andare a prendere un vitello nuovo per la stalla. La nostra casa è in via Foresto a Casonetto ed è una bella casa, ma non come le ville dei signori che ci sono in centro. Sono i loro mezzadri a lavorare i campi, ma ancora per poco. I contadini ormai preferiscono la fabbrica. Negli anni 50 ad Asolo c'era la mezzadria anche ad Asolo. Io mi ricordo le famiglie aristocratiche venete, ecco, che vivevano in queste ville allora negli anni 50, che avevano i mezzadri che portavano la parte del raccolto come era nel contratto dello Stato da terra. Salutiamo la nonna che è già pronta con il suo bigol per andare a raccogliere l'acqua. Sta discutendo con l'omino che ogni giovedì porta i marsoni, i pesci di fiume. Nonna dice che il prezzo è troppo alto. Mia sorella passa senza nemmeno salutarci, va su ad Asolo per prestare servizio, poi tornerà nel pomeriggio per lavorare i campi. È un po' arrabbiata perché gli tocca andare su e giù tante volte al giorno. L'acqua era sempre alle basi delle colline e io mi ricordo le contadine col bigol, quel legno ricurvo con due ganci che si portavano a casa l'acqua. Io mi ricordo i miei compagni di scuola che venivano dalle rive, come le chiamavano le rive. Meneghel saluta dei ragazzi che conosce, vengono tutti dalle rive e i ragazzi hanno raccolto i rami del gelso per i bacchi da seta, li portano dallo Zatta. Sapete, quest'anno vado anch'io a lavorare in Finlandia. I due arrivano al Maglio. A Menego questo posto antichissimo piace moltissimo, è pieno di cose interessanti. E poi c'è la signora Colla, che gli dà sempre qualcosa di buono. Menego sente il Maglio batter. Nonno, andiamo a vedere. Il fabbro fa un portafortuna del Permenego. È già ora di andar via.